mesoterioma è una delle neoplasie più complesse. Quali sono le novità e come sta cambiando la pratica clinica? Il mesotelioma è sicuramente una patologia complessa e che purtroppo è stata negli ultimi decenni avara di grandi soddisfazioni. Il trattamento medico da molti anni era rimasto legato alla necessità di usare una chemioterapia col platino, quindi tossica, e che purtroppo non è associata ad una clamorosa efficacia. E poi c'è stato un deserto di terapie successive al fallimento della prima linea, perché per molti anni ci siamo detti tra specialisti che non c'era una vera seconda linea e quindi questi pazienti avevano veramente poche chance terapeutiche. Negli ultimi anni, diciamo, in questo deserto ci sono state alcune interessanti novità, alcune frutto di una ricerca a volte anche spontanea. Penso allo studio Rames, che per esempio, diciamo, è vanto della ricerca accademica italiana e che ha dimostrato un miglioramento, non miracoloso, ma un miglioramento, diciamo, con l'impiego di un farmaco a bersaglio molecolare in aggiunta alla chemioterapia. E poi soprattutto, direi, negli ultimi anni abbiamo assistito agli importantissimi risultati con i trattamenti immunoterapici, in particolare con uno studio che ha dimostrato come una combinazione diciamo chemo-free, quindi praticamente la combinazione di nivolumab e di ipilimumab, sia dimostrata superiore rispetto alla chemioterapia di prima linea, quindi di fatto è diventata il nuovo standard per questi pazienti. Chiaramente c'è stata un dibattito nella comunità scientifica, perché per esempio, diciamo, l'evidenza di efficacia e di superiorità rispetto alla chemioterapia è particolarmente convincente per l'istologia cosiddetta non epitelioide e un po' meno, diciamo, il gap di superiorità rispetto alla chemio per l'istologia più comune, quella epitelioide. Sta di fatto comunque che l'ondata di risultati positivi che l'immunoterapia ha prodotto anche in altre patologie, come dire, ha portato questa novità pure nel mesotelioma, e di fatto l'algoritmo terapeutico quindi cambia per questa patologia, il che è un segnale del fatto che, come dire, non siamo fermi, c'è tanto da fare, perché la prognosi rimane in molti casi purtroppo molto difficile, però comunque il progresso c'è e i pazienti possono guardare con fiducia alle novità che la ricerca porterà, speriamo, nei prossimi tempi.